Trovavo di fronte ad un fenomeno agghiacciante, ad un fenomeno nuovo, quello che sarà definito poi da Rights Watch come una guerra nella guerra. In questa guerra l'arma che veniva utilizzata era l'arma della violenza sessuale estrema, un'arma che distrugge, annienta, e purtroppo i casi di questo tipo non stanno diminuendo nel nostro paese, anzi stanno aumentando. C'è ancora un grosso problema di violenza sulle donne, sia in famiglia, ma anche di molestie sessuali sul lavoro. Ho fondato con altre giovani donne musulmane un'associazione che si chiama Progetto Aisha. Si occupa proprio di contrastare la violenza e la discriminazione delle donne musulmane all'interno delle comunità musulmane. E se andiamo a vedere i dati della povertà, vedremo che le famiglie italiane ce n'è una su 10 che è povera, le famiglie straniere ce n'è una su 3. Uno aveva fatto un incidente stradale mentre svoltava a sinistra, da via Matteotti in via Chiarini. Il motorino era andato a sbattergli sulla fiancata e gli aveva dato un concorso di colpo. L'assicurazione l'aveva retrocesso dalla classe 1 alla classe 5, lui c'era rimasto così male che per qualche settimana non era uscito con l'automobile. Poi si era detto che non poteva farne a meno, ma che non avrebbe mai più svoltato a sinistra. Ogni volta che doveva andare in un posto studiava meticolosamente l'itinerario in modo che potesse raggiungere la meta solo svoltando a destra. In breve tempo capì che poteva arrivare ovunque al prezzo di dover fare lunghi giri, a volte partendo in direzione opposta alla meta per poi aggiustarla a destra, poi ancora a destra, ma poi alla fine ci arrivava lo stesso. Dopo settimane di studio giunse alla conclusione che ogni punto di Bologna era raggiungibile da destra tranne Piazza Russo. Francesco è il Papa delle periferie, ma non è il barricadero populista dipinto dalla destra liberal